Guterres, urgente il cessate il fuoco, Putin senza Donbass e Crimea niente pace, Mosca stop gas a Varsavia, tensione con Londra su uso delle armi. Il capo del Pentagono indebolire Mosca perché non minacci più, necessario coordinare gli aiuti militari, dice il ministro Guerini. Bombardamenti sulle acciaierie a Mariupol, nel Donbass i russi conquistano villaggio, immagini testimoniano il raso al suolo, colpito ponte vicino a Odessa. Chernobyl 36 anni dopo il nostro reportage, il direttore della IEA, radioattività normale ma enormi rischi dall'occupazione russa. La Camera approva riforma giustizia, Cartabia la migliore possibile, caso Petrocelli, partiti, lasci la presidenza della Commissione Esteri, Senato. La storia di un magistrato che non voleva essere né un martire né un eroe, ma fare la differenza nel romanzo di Roberto Saviano, La vita di Giovanni Falcone. Elon Musk compra Twitter per 44 miliardi di dollari, la nuova sfida del patron di Tesla a garantire massima libertà d'espressione sulla piattaforma social e insieme immaginare utili i dubbi della rete. Buonasera a tutti voi dalla TG1. Altissima attenzione tra l'Occidente e la Russia. Mosca minaccia Londra di rappresaglie per i rifornimenti di armi. Il capo del Pentagono Austin, insieme agli alleati occidentali, dobbiamo indebolire la Russia perché non minacci più i paesi vicini. Il ministro Guerini, coordinare gli aiuti. Sul campo, attacchi nel Donbass, immagini testimoniano villaggio conquistato e raso al suolo. Missili sorvolano la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Un rischio enorme, dice Kiev, proprio nel 36esimo anniversario del disastro di Chernobyl. Allora cominciamo da Mosca. Putin, ricevendo il segretario ONU Guterres, ribadisce senza Crimea e Donbass nessun accordo con Kiev. Andiamo in diretta dal corrispondente Sergio Paini.